Ok, non so se sono live, vediamo un attimo. Spero di sì. Perdonatemi se qualcosa va male perché è la prima volta che uso questo software. Bentornati in questo video, sono Alessio Veneziano. Oggi parliamo di qualche cosa che mi viene chiesta da molto tempo riguardo alla terapia manuale, in particolare il massaggio, se deve essere fatto o non deve essere fatto per dolori cronici persistenti e se non viene fatto cosa fare altrimenti. Ora è un po' strano perché vedo solo la mia parte qui alta della mia testa nel mio schermo, però spero che mi vedete bene. Rispondo quindi a questa domanda di una persona che mi ha scritto su Instagram. Questa persona sa, che il suo dolore, il proprio dolore è di tipologia, nociplastica. Ripeto, cosa vuol dire dolore nociplastico? Vuol dire dolore creato da un sistema nervoso ipersensibile, in allerta, dove non ci sono chiare, cause strutturali o organiche della problematica. Questo cosa vuol dire? Che sappiamo, dopo varie diagnosi, che non c'è assolutamente nulla. Quindi se andiamo poi a fare una terapia manuale su quella problematica specifica, ad esempio abbiamo dolore al collo, piuttosto che dolore alla testa, piuttosto che mal di schiena, piuttosto che dolore alla parte pelvica, fare una terapia manuale, okay, non va a raggiungere la causa del problema. Per definizione il dolore nociplastico non ha una causa strutturale, quindi fare un massaggio, cosa succede se fai un massaggio, se fai una terapia manuale? Succede che 2 cose: ti dà un rilassamento momentaneo, prendila un po' come una sorta di antidolorifico, okay, che può dare benefici come non può darli. Molte volte in realtà succede proprio il contrario di quello che ti aspetti, ovvero non dà un beneficio, anzi aggrava ancora di più la problematica. Esempio sulla zona del collo, una zona molto, molto sensibile a manipolazioni, a massaggi, se magari intensi. Quindi il mio consiglio è quello di non andare a fare terapie manuali di nessun tipo, ma neanche quelle strumentali. Questo è un mio consiglio. Tra l'altro il dottor Sarno nel suo libro lo diceva chiaramente, tra l'altro lui era un fisiatra che è mancato nel 2017 ed è stato il primo, uno dei primi pionieri di questa terapia mind body per le risoluzioni di dolori persistenti o sintomi persistenti. Lui non dava assolutamente nessuna terapia manuale perché non c'era bisogno, il problema non è nel corpo, è sentito nel corpo, ma è causato da un cervello che è andato in ipersensibilità, in allerta. Il cervello fa parte del nostro sistema nervoso centrale, quindi cervello e midollo spinale, dove lì risiede la causa, dove è lì la radice. E tu dirai: "Okay, quindi dobbiamo lavorare sul cervello come?" Dobbiamo lavorare sul cervello attraverso 1 l'educazione, i nostri pensieri, i nostri conflitti, quindi ci sono dei conflitti interiori e lo ripeto molto spesso questo, quindi se non sei nuovo o nuova nel mio canale, è importante che tu lo assorbi queste informazioni e le rendi tue. Se vai a farti un massaggio, non è, diciamo, dannoso per il corpo, ma cosa stai dicendo al tuo subconscio quando ti vai a fare un massaggio? Che c'è un problema nel corpo. Se ti vai a fare un massaggio, diciamo, una volta al mese perché ti fa star bene e vuoi rilassarti, ci sta, va bene, lo capisco, ma se ti vai a fare un massaggio una volta a settimana con la speranza che il dolore vada giù, questo non è un buon mindset, cioè non stai attuando, non stai dando delle informazioni chiare al tuo sistema nervoso, che è rimasto o magari rimarrà in allerta perché il tuo conflitto interiore, i tuoi pensieri, le tue credenze non stanno cambiando con quel massaggio. La stessa cosa con una terapia, magari di osteopatia, anche se ti fidi al 100% del tuo osteopata, se, ehm,
quel terapista non ti sta dando delle informazioni che ti stanno cambiando dall'interno e sei tu a fare quel lavoro, non l'osteopata, non il terapista, non il fisioterapista, non il medico di turno. Ti devono dare delle informazioni che se chiamiamo anche potrebbero essere anche placebo. Placebo non vuol dire che non vogliono dire nulla, che è acqua fresca, ma sono informazioni positive verso la tua guarigione, quindi verso la tua asintomaticità. Se c'è un sintomo, c'è un motivo. Se andiamo a fare una terapia tipologia, manuale, come un massaggio, stai semplicemente appiattendo i sintomi, stai lavorando sui sintomi invece che sulle cause. Molte volte è capitato, anche a me di andare a farmi fare un massaggio. Io stesso sono un ex massaggiatore, quindi te lo dice una persona che non ha nulla contro i massaggi di per sé, ma sono contro le terapie manuali e strumentali qualora ci sia una problematica di tipologia, cronica dopo i 3 mesi, dove la persona può diventare dipendente da quelle terapie. E si può diventare anche dipendente da terapie che non sono manuali, okay, non parlo solo di massaggi, ma se andiamo dallo psicologo, allo psicoterapeuta per 10 sessioni, 15 sessioni e sentiamo che non sta cambiando nulla, probabilmente può essere che stai diventando anche tu dipendente da quella sorta di terapia e non stai lavorando dal tuo interno, quindi non stai creando un environment, un ambiente sano per te. Okay, quindi ci sono 2 problematiche: una quella della dipendenza, 2 che non stai lavorando sulla causa. Se vuoi farti un massaggio fattelo e non è un problema, però pensa dal punto di vista, di cosa stai facendo, del perché stai facendo questo. Lo fai per una questione olistica, di star bene, quindi non necessariamente devi andare a lavorare sul tuo collo se soffri di cervicalgia. Il massaggio deve essere fatto su tutto il corpo. Il tatto, la mano del massaggiatore, diciamo sulla zona del collo, può comunque dare del beneficio, quindi ti può aiutare, ma secondo me, almeno all'inizio, è importante scollegare ogni terapia manuale, ogni terapia, strumentale su questa zona del collo o dipende da dove hai il dolore, per dare supporto nell'altro senso, quindi attraverso i tuoi pensieri, attraverso le tue consapevolezze, attraverso le tue credenze, attraverso il movimento fisico, attraverso la scrittura espressiva. Ho creato un metodo Neurobalance che poi mette insieme tutte quelle cose che una persona dovrebbe fare. Quindi se soffri, questo è il mio approccio ed è l'approccio che molte persone hanno provato fino ad oggi e che ha dato dei risultati incredibili. Ora non te lo sto a dire io perché, voglio diciamo farti entrare in Neurobalance, ma questo lo puoi fare anche tu da solo, da sola, senza entrare in Neurobalance necessariamente, ma mettendo in atto questi consigli, questi principi. Il primo è quello dell'educazione: impara che il dolore nociplastico, anzi non impara, leggi, educati sul dolore nociplastico, anche se ci sono problematiche di, protusioni, ernie, artrosi, di sbilanciamenti dal punto di vista, ormonale, okay, queste sono problematiche o asintomatiche, che sono asintomatici possono essere asintomatiche quelle cose che ti ho detto, oppure sono conseguenze di una problematica di sistema nervoso andato in allerta. Come fai a sapere se sei in questa condizione? 1, molto importante, affidati alla medicina convenzionale che lo fa molto bene per escludere problematiche gravi, tumori, infezioni, fratture. Se c'è una frattura molto probabilmente lo sai perché c'è stato un impatto, molto probabilmente da incidente stradale o quant'altro. Tumori, infezioni, queste sono normali routine che nella nostra medicina nel 2025 si fanno e siamo molto bravi a diagnosticare questo. Una volta che non ti è stato diagnosticato qualcosa di grave, puoi entrare ad avere, insomma, una diagnosi un po' più ampia su: okay, questi dolori sono psicosomatici, non vuol dire che non esistono e sono tutte nella tua testa, ma sono creati da un sistema nervoso ipersensibile.
Non serve una valutazione fisica per questo, serve la lettura dei tuoi sintomi, la lettura del tuo storico, di quello che c'è stato fino ad oggi, quindi se andiamo indietro, ci sono state esclusioni di problematiche gravi, includiamo poi fattori psicologici e sociali. Un fisioterapista o uno psicoterapista che ha un'istruzione sulla medicina psicosomatica sa fare queste valutazioni. Ricordo che una diagnosi non la fa lo psicoterapista, non la fa il, fisioterapista, la fa un medico. Il medico può diagnosticare una tipologia, di dolore, escludendo quindi problematiche gravi. Molti medici non sono ancora istruiti o non sono stati educati a dovere sui dolori nociplastici o comunque dolori che sono di natura, diciamo, idiopatica, se vogliamo dirli così dal punto di vista convenzionale. Idiopatica vuol dire non trovano una causa, sono aspecifici, parlano anche così, aspecifici, quindi dolore al collo, non si sa da dove arriva, non è chiara la natura e quindi, in quel caso bisogna veramente poi includere l'aspetto, psicosomatico e molte volte, nel 80-90 per cento delle volte, l'aspetto psicosomatico o i fattori psicologici e sociali del dolore sono quelli preponderanti. Chi lo fa, in questo caso lavora o lo psicoterapista o un fisioterapista o un terapista che è anche istruito a tutto questo lavoro. O un coach, ci sono differenti coach che non sono laureati comunque nell'area della medicina che ti possono aiutare in tutto ciò. Quindi ti ho detto che il massaggio, può o non può far bene. Quando non fa bene è perché stai buttando tutte le tue aspettative su un qualcosa che sai che non ti dà un risultato nella lunga durata. Quindi sta a te decidere: voglio risolvere questa problematica una volta per tutta o voglio continuare ad assumere, queste terapie su di me perché mi fanno stare bene nel momento. Se stai male nel momento e non c'è altro che puoi fare, in quel momento è un'opportunità, okay, per non far nulla e accettare quel dolore per come è. Qui il problema è questo, che non ci hanno insegnato ad accettare il dolore per com'è, i sintomi per come sono. Quindi questo conflitto ulteriore del pushare, del buttare fuori, di non sentire una problematica per paura, questo non fa altro che aumentare i sintomi stessi. Questo è un gran problema perché non ti hanno insegnato principalmente da dove arrivano questi problemi, ti hanno magari sbolognato la cosa dicendo: "È tutta ansia, aggiustati, vai dallo psicologo", ma ci sono chiari step che si possono attuare in tutto ciò. Quindi questi step, tra l'altro, sono gli stessi step che faremo assieme giovedì, anzi domani è giovedì, nel mio workshop esperienziale. Quindi se, vuoi capire dal punto di vista olistico come funziona una terapia di questo tipo, mind body, mente corpo, per la risoluzione di dolori persistenti, cervicalgia, mal di schiena in primis, ma parliamo anche di emicrania, parliamo anche di dolori di stomaco. L'approccio è uguale per tutti i problemi che abbiamo nel corpo, che siano di dolore o che siano sintomi anche non dolorosi. Esempio, problematiche di pelle, problematiche di sbandamento, dove non c'è una chiara un chiaro aspetto organico del corpo che è danneggiato o non funziona bene. E questo è stato un problema fino ad oggi negli ultimi 20 anni nella medicina convenzionale, che non spiegava chiaramente cosa fare. Quindi non trovavano una soluzione, non c'era una chiara origine organica, qualora veniva imputata una chiara origine organica da protusioni, artrosi e quant'altro, non c'era una soluzione, c'erano i farmaci. E questo non va bene. Questo non va bene perché io stesso sono tornato a stare benissimo, 100% dopo queste terapie, e te lo dice un fisioterapista che
ehm, come dire, usiamo principalmente le mani. Oggi in Italia il fisioterapista viene visto ancora come quello che fa massaggi, quello che fa i trattamenti manuali, e invece non dovrebbe essere così. C'è un altro ramo della medicina psicosomatica dove il fisioterapista è uno in prima linea che dovrebbe, darti le informazioni e poi darti la pratica che tu puoi fare verso di te oggi, domani, dopodomani, con costanza, sia nel ramo fisico che nel ramo emotivo, e non possiamo più cambiare, non possiamo più dire dov'è il limite tra mente e corpo. Quindi ci sono questi esercizi che anche un fisioterapista e soprattutto un fisioterapista dovrebbe dirti. Quindi non solo gli esercizi fisici, del girare il collo sinistra-destra, su, giù, quelle sono cose che per me non hanno alcun valore in una problematica di dolori nociplastici o psicosomatici. Ciò non vuol dire che se li fai fanno male, ma stai perdendo comunque del tempo perché probabilmente li hai già fatti. Non sono la prima persona che vedi e quindi bisogna andare a capire cos'è che non hai fatto e che non ti è stato spiegato, e di portarlo avanti nei prossimi 3, 6 mesi, okay? Quindi ci sono 2 cose che il corpo inizierà a mettere in pratica. Stiamo parlando di neuroplasticità, quindi non è nulla di fantastico, non è nulla di magico, tutte queste cose sono fondate sulla neuroscienza e se non te le hanno dette è perché probabilmente, chi ti sei a cui ti le persone che ti sei rivolto non sono aggiornate nel 2025. Posso sbagliarmi sicuramente su certe cose, ma la scienza fino ad oggi è chiara. Ci sono degli approcci da mettere in atto, non c'è una via, di uscita semplicemente da una scorciatoia facendoci un massaggio o un intervento di Reiki. Ehm, Non sono contro nessuna delle terapie, diciamo, alternative, anzi sono una persona che abbraccia tutto il più possibile, ma non voglio che la persona perda più tempo in cose che non vanno a risolvere una problematica inconscia o di subconscio, che è poi quella che crea il dolore, cronico. Molta paura, molta ansia e lì bisogna andare. Bisogna andare lì a lavorare sul nostro inconscio, sul nostro, diciamo, stato interiore. I I processi di neuroplasticità sono 2: uno verso la tua nuova versione. Quindi ci sono dei pensieri che puoi mettere in atto, sceglierli tu, che ti danno del placebo, che ti danno della fiducia, sul percorso. Se non pensi di guarire, non guarirai. Quindi 1, vabbè, non sei neanche malato, quindi non è una malattia il dolore cronico come magari molti pensano, non è una malattia, tu non sei malato, non metterti questa etichetta del "sono malato, oddio e tutto succede dal di fuori", invece no, questa non è una malattia, è un percorso, il dolore è lì per un cambiamento che deve essere in atto e una volta che abbracci questo cambiamento, ovviamente parli in modo più positivo, perché non è tutto contro di te, ma è per te. Quindi il dolore, anche se adesso lo odi, in realtà, lo imparerai a accettare. Lo si accetta cambiando i propri pensieri, cambiando le proprie parole, cambiando come ci si comporta con noi stessi, ehm, non più reagendo ai sintomi o a quello che ci accade, ma accettando qualsiasi cosa accade nel tuo corpo, prima di tutto. Questa nuova versione di te stesso ha dei processi, insomma step by step che possono essere instaurati. Sicuramente le autosuggestioni sono qualcosa che io uso, soventemente per me e per i miei clienti, quindi come fai ad entrare nel tuo subconscio? Non ci entri così direttamente, ma la ripetizione di affermazioni, la meditazione, la visualizzazione ti aiuta ad entrare in uno stato ideale, okay, nella visualizzazione. Esempio: ho problematiche semplicemente a camminare per 10 minuti, perché dopo i 10 minuti ho dolori da tutte le parti, soprattutto nella zona della testa, del collo e delle spalle. Okay, visualizzo me stesso nell'azione del camminare con
dei sentimenti positivi mentre che visualizzo. E la visualizzazione non deve essere necessariamente di 20 minuti, può essere di 5 minuti. Queste si chiamano visualizzazioni motorie graduate, nulla di fantastico e di magico, cioè stiamo parlando ancora qui di neuroscienza. Quindi se questi tool, questi strumenti vai a mettere in atto, tu in 3, 6 mesi cambi totalmente la tua vita. Non vuol dire che sarai a 0 sintomi, ma sono sicuro che, puoi farlo perché l'hanno fatto 100.000 persone, in questo pianeta e purtroppo in Italia sembrano tutte cose fantastiche, non fondate sulla scienza, robe che non vengono messe a disposizione della popolazione perché? Perché ci sono comunque anche delle ripercussioni a livello finanziario per la medicina. Se, istruiamo le persone che loro sono veramente i drivers, no, i guidatori o la guida del proprio corpo, quindi il master del proprio corpo, non vanno più a prendere medicinali, non vanno più a, comprare l'ennesima pomata antinfiammatoria dell'erborista. Quindi ricordo, tutto quello che c'è da fare e quello che c'è da imparare, lo puoi imparare da solo o da sola e lo fai all'interno di te. Non c'è nessuna pomata, non c'è nessun pillola magica, non c'è nessuna terapia che ti cambierà dall'oggi al domani, okay, a meno che non sono terapie che ti aiutano a cambiare dall'interno senza il tocco di una mano, senza semplicemente fare qualcosa che è una scorciatoia, okay. Quindi questa era la prima parte della neuroplasticità, quindi la creazione di una nuova versione di te. E la nuova versione di te non è più quella arrabbiata, non è più quella costantemente in conflitto con se stesso, poca autostima, perfezionista, senso di responsabilità troppo alto, ehm, vuoi arrivare a obiettivi che non sono magari nella tua portata in quel momento, ma, ti metti tanta pressione addosso. Cioè, tutte queste cose sono comunque relative a una personalità particolare della persona che soffre di dolori persistenti. Ora, poi l'altra parte della neuroplasticità è quella dell'accettare la vecchia versione. Cioè, se tu sei qua in questo video e stai guardando questa mia live diretta, tra l'altro non so se riesco a rispondervi a qualche vostra okay, vedo anche i vostri commenti adesso. Tra un attimo li vado a notare. Quindi la seconda parte della neuroplasticità è quella dell'accettare la vecchia versione. Se sei arrivato fino a qua con questi dolori c'è un motivo, non è colpa tua, probabilmente, c'è stato tanto, tanto stress nella tua vita fino ad oggi, sia per il sintomo che per altre problematiche. Accettiamo quello che è successo, perdoniamoci per quello che abbiamo fatto o per quello che ci hanno fatto, non a quelle persone, ma a te stesso, e iniziamo da zero, va bene. Quindi questo non buttarsi totalmente ogni volta addosso pressioni ulteriori, fa parte anche di un processo di neuroplasticità. È una terapia, okay? Quindi ci sono 2 differenti vedute, quella dell'accettazione del momento in cui sei, che va bene, da qualche parte dovevi iniziare, bisogna accettare dove sei, e la seconda parte è quella della nuova versione di te stesso. Quindi tutti questi tool che vedi nel mio canale YouTube sono per portarti a una nuova versione di te stesso. C'è molta poca fisioterapia in tutto ciò, c'è molta poca psicoterapia in tutto ciò. Cioè stiamo parlando di non bisognerebbe neanche metterci delle etichette lì su che cos'è sta roba. Parliamo di medicina mente corpo, okay, medicina mente corpo. Se domani, insomma, vuoi e se questo che ti sto dicendo risuona con te e vuoi entrare a capire quali sono i passaggi, com'è la struttura del percorso Neurobalance, ti aspetto domani giovedì alle 21 e da qualche parte vedrai anche il mio link ehm, per prenotarti insomma dentro questa diretta di 90 minuti.
Vado a vedere un attimo se mi avete scritto qualche cosa. Dalla risonanza è uscito rachide cervicale appianata, la fisiologica lordosi, ATM scarsissima, mobilità dei condili mandibolari. Questa Freedom 41-42, in tutto ciò, se mi hai seguito nella prima parte di questo video, quando ho detto che la medicina convenzionale è bravissima a escludere problematiche gravi, parliamo di tumori, infezioni, ehm, questo che mi hai detto, la risonanza arachide cervicale appianata, quella è una conseguenza evidentemente di una tensione muscolare. Oppure sono probabilmente cose che non sono attribuite a un dolore, quindi non sono la causa del dolore. L'ATM scarsissima mobilità dei condili mandibolari, tutto ciò può essere attribuito a una tensione muscolare, tensione tendinea muscolare. Questo non vuol dire che è la causa, vuol dire che è una conseguenza di un sistema nervoso in ipersensibilità. In ogni diagnosi che vi fanno, la medicina convenzionale prende praticamente solo in considerazione i fattori biologici del vostro corpo. Biologici cosa vuol dire? Che vi trattano come se foste una macchina con dei pezzi. Guardano i pezzi, questo è rovinato, questo non è rovinato, ma non guardano tutti gli altri fattori psicologici e sociali. Anche se in realtà dovrebbe essere così, non viene mai fatto e la persona totalmente si affida a una medicina convenzionale che nella maggior parte dei casi, non dico nella totalità dei casi, ha fallito nei dolori, nel curare i dolori persistenti cronici. Perché? Non dà nessuna importanza all'ansia, non dà nessuna importanza a i tuoi percorsi personali nel passato, non ti chiede nessun dato su, se è morto il padre e la madre, se hai sofferto di solitudine, se ci son stati dei traumi da quando sei stato bambino. Tutte queste cose non vengono assolutamente chieste dal medico di turno, e va ben così. Prendiamo la medicina convenzionale per quella che è e prendiamola per insomma per escludere problematiche gravi di tumori, infezioni o fratture, okay? Dopo 3, 4, 5, 6 mesi che una persona soffre di dolori persistenti, una risonanza che ti dice rachide cervicale appianata non ci dice assolutamente nulla sulla causa del dolore. Matteo: "Ciao Alessio, non è facile soprattutto i primi giorni avere coraggio, credere in se stessi e lasciare andare le sensazioni." Non è facile, Matteo, è vero, ma è il percorso unico che, bisogna intraprendere. Non è facile perché ci sono 5 passa milioni di persone nel paese che soffrono di dolori persistenti. Fosse stato facile staremmo tutti bene, ma pensiamoci un attimo, questi dolori non sono creati per annientarti, per buttarti giù, ma per farti cambiare. Quindi il cambiamento è un qualcosa di estremamente difficile, okay, però ti assicuro che dall'altra parte c'è una persona che ha capito molto di se stesso e magari tra 6 mesi, 12 mesi, se hai fatto questo lavoro, ti parlerai in modo diverso e capirai che questo che stai facendo non è buttato. Rosa, ho tumore, sì. Okay, se ci sono altre domande scrivetemele lì, perché ho pochissimi minuti prima di, andare a far pranzo oggi. Quindi il massaggio sì o no? Direi no all'inizio, soprattutto all'inizio. Un'altra domanda che mi viene fatta spesso sui miei video YouTube, perché magari persone non mi conoscono e scrivono semplicemente magari dove lavoro, mi chiedono: "Dove lavori? Come posso venirti a trovare, nel tuo studio?" Ragazzi, io lavoro unicamente da pochi anni, solo online, perché all'inizio lavoravo in studio, come ho detto anche prima di diventare fisioterapista ero un massaggiatore, lavoravo solo, unicamente col lettino, in modalità convenzionale. Poi ho capito, dopo che ho curato me stesso con la mia cervicalgia, che quell'approccio era un approccio che non aiutava la maggior parte delle persone. Quindi cosa dico? Tutta quella parte fisica non la faccio più io, se ci sono
insomma cose che la persona può fare, la riferisco a terapisti, di quella zona dove vive il paziente. Tutta la parte invece mind body la faccio io tramite, percorsi personalizzati, oppure tramite, un corso che puoi direttamente, insomma, accedere e capire cosa fare step by step, che è Neurobalance. È un corso che ho creato dove all'interno hai tutto quello che ti serve per fare questo lavoro su di te. Ho scritto un libro, Il potere della consapevolezza, anche lì ti insegna, insomma, le basi di questo lavoro. Il potere della consapevolezza lo trovate anche su Amazon. Quindi non mi serve in questo momento nessuno studio che mi vada, che con collettino, quello classico. Lavoro nel mio ufficio, qui dove lo vedete qua dietro, in questa stanza, che fa parte del mio appartamento. Quindi tutto il resto che posso fare su un lettino lo faccio per, se vogliamo, interessi personali e hobby, okay, per amici, familiari, persone che mi conoscono strette qui nel Sud Sardegna, altrimenti tutto il resto può essere fatto interamente online. Non siete i primi, lo so che nel 2025 sembra ancora strano in Italia fare una terapia online, ma tutto quello che c'è da fare è interno vostro. Molte persone che mi seguono, tra cui magari qualcuna che è già ancora qua, tra l'altro vedo Elena che era una mia ex cliente, ha fatto questo percorso, come altre persone, okay, che magari non sono ancora qui in questo momento nella chat, però si può fare. Io ho letto un libro del dottor Sarno, mi ha cambiata la vita, non vedo perché, anche alle altre persone non possa essere così. Poi in Italia in quel momento non c'era nessuno che faceva un percorso di questo tipo dal punto di vista fisioterapico. Oggi ci sono diversi terapisti, finalmente, che stanno abbracciando tutta questa nuova neuroscienza che arriva. Vi assicuro che tra 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni, tutto quello che sto facendo io adesso sarà totalmente normale, le persone non si stupiranno. Chi invece sta già provando sta già vedendo comunque dei risultati. Ciò non vuol dire che non puoi andarti a fare un massaggio nella tua zona, 1 volta al mese solo perché ti fa star bene. Io vado dal mio osteopata di fiducia, che è uno dei miei cugini, a Torino, che ogni tanto, insomma, magari acciacchi da sport, sovrallenamento, magari sento dei dolorini, non sono dolori cronici, ma sono dolori dati da magari allenamenti e sovrallenamenti, e quindi vado. Non vado a farmi un massaggio, vado a farmi una sessione di Reiki se voglio, vado a farmi una sessione di agopuntura, perché no? Ma non vado a farmi tutto il possibile per annientare il sintomo senza poi lavorare su di me. Questo volevo dire. Va bene ragazzi, penso di aver detto tutto. Vi invito domani a questo workshop. Da qualche parte trovate, se siete soprattutto su YouTube, trovate il link, se no lo metterò immediatamente appena schiaccio il chiudi di questa live e lo vedete in descrizione. Grazie ancora e ci vediamo domani con chi sarà presente. A presto.